a destra il Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona, e qui vedete l'edificio dell'importantissimo museo di cultura contemporanea, museo d'arte contemporanea di Barcellona, museo importantissimo nel quale ho visto una delle prime volte che sono stato a Barcellona, una mostra dedicata a Pasolini, a Pierpaolo Pasolini. Il legame tra Pierpaolo Pasolini e Barcellona l'abbiamo studiato l'anno scorso anche con Aurelia Argemì, in vita e relatore al Comune di Casarsa, in un'iniziativa di storia realizzata con il Centro Studi Pasolini, e Storia ha fatto il focus su tanti aspetti della vita di Pasolini, compresa la parte nella quale Pasolini, andando a Barcellona, ha sostenuto la poesia catalana, spiegando ai catalani come dovevano fare per proteggere la poesia catalana, che è una poesia molto più espressiva come lingua della poesia nazionale spagnola, diciamo, e poi anche ha trovato l'attore, diciamo, proprio in Catalogna, l'attore per il Cristo secondo Matteo, il Vangelo secondo Matteo. Ecco, ricordando sempre questa zona del Raval, ecco la libreria Central, sempre nel Raval, dove è una grandissima libreria, vedete, con corsi, anche un caffè interno, un giardino, una libreria nella quale qui ci sono i classici contemporanei. Qui vedremo il richiamo a Pasolini, ecco qui Pierpaolo Pasolini con la data di nascita e la data di morte, come diciamo autore che è per i classici contemporanei. Ecco, qui non si vede molto bene, ma si vede nell'ingrandimento, ecco, il richiamo nei classici contemporanei alla figura di Pierpaolo Pasolini. E qui vedete libri che si possono trovare, oltre che di storia in generale, anche di relazioni internazionali, anche relativi alla cultura e alla politica e alla vita della nazione catalana, dove anche, vediamo, è una caratteristica che dobbiamo sottolineare, la non violenza dei catalani e del nazionalismo catalano. Ed ecco che qui per esempio c'è un volume ETA contro Catalogna, è una cosa che non conoscevo, e cioè il fatto che l'ETA aveva attaccato la Catalogna perché si manteneva pacifica nel proprio nazionalismo. Ecco qui, e quindi di questo